Amici appassionati, amanti di calcio giovanile, ben ritrovati. Un saluto da Claudio Costanzo che dal Garda Sport di Mili Marina è pronto a raccontarvi Città di Messina contro Ionia Calcio Riposto, valevole per la seconda giornata del campionato di giovanissimi regionali. I ragazzi di Mister Fiumara vogliono dare seguito al primo punto esterno maturato sul campo della Ionica, ospiti che invece sono al loro esordio stagionale in quanto hanno già osservato il primo turno di riposo. Scende in campo con un 4-3-3 Mister Fiumara che vede Frisone tra i pali con il 2 Majorana, con il 3 Pellizieri, 4 Panetta, 5 Gemellaro, 6 Gugliandolo, 7 Uiera, 8 Scarfì, 9 Fiumara, 10 Maceli, 11 Galletta. Risponde dall'altro lato Mister Bucciarelli con Coco tra i pali, 2 Accorso, 3 Falsaperna, 4 Puglisi, 5 Petrella, 6 Piana, 7 Di Mauro, 8 Longo, 9 Russo, 10 Cannavò, 11 Laguzza. Completo giallo-rosso per i padroni di casa. Divisa invece bianco-nera per gli ospiti della Ionia Calcio Riposto, affiliati anche alla Juventus Club Academy. Qui vediamo i due capitani rispettivamente Maceli e Di Mauro impegnati nel contendersi il primo possesso, e poi potremo passare a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo di gioco, con la Ionia in divisa bianconera che attacca da destra verso sinistra e prova subito a creare i primi grattacapi a Frisone. Il primo tentativo è affidato al destro di Russo su calcio piazzato, che proverà ad andare sulla barriera, ma Frisone è attento, fa un passo prima e riesce ad arrivare agilmente sul pallone. Città di Messina che prova a rispondere dall'altro lato affidandosi al proprio numero 10, il capitano Aurelio Maceli, che si accentra, prova a scagliare il destro che però si spegne di un soffio al lato alla destra della porta difesa da Coco. A un'altra clamorosa occasione a squadra di Mister Fiumara con Auiera lanciato in verticale. Il suo tocco però di testa non sorprende l'estremo difensore della Ionia, che però si fa subito in avanti. È una clamorosa occasione con Alfio Russo che salta Frisone con questo pallonetto, non riuscendo però a sbloccare la gara che però si fa vivace quando la Ionia continua con queste verticalizzazioni a sorprendere la difesa dei locali. Qui ha una clamorosa occasione con Di Mauro, che però col diagonale va di un soffio al lato. Risponde dall'altro lato la formazione giallorossa con un calcio di piazzato affidato al destro di Maceli, che va anch'esso sulla barriera. Potente ma non preciso il suo tentativo. Sarà questo forse l'ultimo sussulto della prima frazione di gioco. Infatti arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre a riposo. Sarà un tè freddo per loro quest'oggi, dato il clima estivo di questa domenica. E poi possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa col Città di Messina, che sicuramente dovrà alzare il giro dei propri attacchi per impensierire la difesa della Ionia. Arriva il primo cambio con Galletta che lascia spazio a Fasciana. Arriva però anche un'occasione per la Ionia. Infatti al salvataggio di Pellizieri segue lo strepitoso intervento di Frisone, che chiude la strada a Di Mauro con questo colpo di reni. Alza la manona, non servirà però a nulla. Infatti di lì a poco arriverà il vantaggio degli ospiti. La firma è di Alfio Russo, che è il più lesto di tutti su questo calcio di punizione da posizione defilata, a mettere il pallone in rete, complice la non perfetta uscita del portiere del Città di Messina. Alfio Russo, classe 2004, porta in vantaggio la Ionia. Segnatevi questo nome perché sembra già avere uno strapotere fisico tra i suoi parietà. Ionia che però ha un'altra occasione, ancora una volta però trova sulla sua strada Frisone a ridare speranza alla formazione giallorossa. Avrà un'altra clamorosa occasione la formazione etnea con Damiano Petrella, che prova a svettare più in alto di tutti. Il suo tentativo però di testa termina un soffio al lato. Qui però Di Mauro trova un ottimo ripiegamento difensivo da parte di Pellizieri, che in tackle riesce a levargli il possesso della sfera. Città di Messina che si affaccia in avanti ancora con questo calcio di punizione affidato a Maceli. È debole però il suo destro. Qui però ancora Russo fa tremare la retroguardia giallorossa. Il suo diagonale mancino però si spegne al lato. Intanto abbandona il campo anche Fiumara per far spazio a un compagno. Siamo già nei minuti di recupero quando il Città di Messina cerca alla disperata di far salire il proprio estremo difensore. La battuta però è corta, perde il possesso della sfera, via al contropiede della Ionia. La porta è sguarnita, va velocissimo Simone Longo, non può arrivare nessuno della retroguardia giallorossa e allora accomoda a porta sguarnita il gol dello 0-2. Simone Longo
mette definitivamente i titoli di coda a questa gara. Infatti termina così la contesa: Città di Mezzina 0, Ionia Calcio Riposto 2. Portano i 3 punti a casa i ragazzi della formazione Etnea. Prova a ristabilire anche un po' l'ordine mister Bucciarelli in campo, data la tensione nel finale. Magro bottino per il Città di Messina, che dovrà ora leccarsi le ferite dopo questa prima sconfitta stagionale. E allora anche per quest'oggi da Claudio Costanzo è tutto, vi ringraziamo e alla prossima.